Siamo con Luciana Fastro, una cittadina di Pederobba che si candida al Consiglio regionale. Con lei parliamo soprattutto dei temi socio-sanitari, perché lei dice che vuole potenziare la sanità territoriale. Questo sarà uno dei suoi cavalli di battaglia se sarà eletta. Come farlo? Beh, credo che innanzitutto si tratterà di riportare nel territorio delle risorse che possano potenziare i servizi di prossimità ai cittadini, quindi sicuramente tutto quello che deve essere un servizio che permette al cittadino che non è vicino all'ospedale di poter comunque usufruire di poliambulatori, di anche prima assistenza H24, ma nello stesso tempo anche di tutte quelle realtà che possono alleggerire e supportare anche nell'assistenza alcune malattie molto gravi e croniche o la disabilità stessa. Sempre quando si parla di questi temi c'è il problema delle risorse, dove reperirle, da cosa spostarle. Beh, su questo il programma di Alessandra Moretti è molto chiaro. La razionalizzazione delle US del Veneto e la loro riduzione dalle 21 attuali alle 8 permetterà sicuramente di recuperare somme importanti da destinare alla sanità di prossimità, chiamiamola così. Quindi quello che è poi lo snellimento di tutto l'apparato burocratico delle US permetterà di potenziare da una parte i servizi all'interno degli ospedali che rimangono come sono nel territorio, ma nello stesso tempo di destinare altre risorse alle nuove realtà che cercheremo anche di capire insieme anche ai medici di base, alla realtà stessa territoriale, anche agli enti locali, come meglio collocare e potenziare. Un altro tema che le sta a cuore è quello dei trasporti. Pederobba non è che sia certamente in una posizione molto felice in questo senso. Ma direi che al di là di Pederobba è proprio la realtà da cui provengo, della Pedemontana, che mi fa pensare, come tante altre realtà pedemontane che caratterizzano il Veneto, si trovano nella stessa situazione della carenza di un trasporto pubblico integrato, quindi il trasporto su gomma, il trasporto su rotaia, che dia un servizio per quelle che sono le reali esigenze dei cittadini, a partire dagli studenti in modo particolare, ma direi in generale anche per facilitare tutta la mobilità delle persone. Quindi credo che sarà importantissimo destinare delle risorse, razionalizzare, potenziare ed investire su una nuova realtà di trasporto che pensi soprattutto anche a quello che dovrà essere il biglietto unico per facilitare la mobilità stessa dei cittadini, magari con anche una riduzione dei costi, potenziando i servizi stessi. Anche qui tagliando qualche azienda forse o razionalizzando in quel senso lì, oppure come? Assolutamente, partendo dalla razionalizzazione delle tante aziende che oggi esistono in Veneto che si occupano di trasporti, magari arrivando proprio ad un'azienda unica di trasporto pubblico che permetta poi quindi una razionalizzazione, che permetta una riduzione dei costi e queste risorse devono essere poi destinate anche a un potenziamento nell'investimento anche di nuovi mezzi di trasporto, oltre che un potenziamento di corse e di servizi.